Innanzitutto il dovere di sentirli, perché la preoccupazione che esprimono è la mia stessa preoccupazione. Abbiamo bisogno di avere strumenti adeguati e avere il coinvolgimento di più attori, insomma, perché dobbiamo chiedere che le forze dell'ordine facciano la loro parte, come mi pare stiano facendo, ma anche da parte nostra ci deve essere una sinergia diversa, insomma, anche per far sì che questa città non se ne parli soltanto in termini, diciamo, malevoli, ma che possa essere invece dotata di strumenti adeguati per affrontare le cose. Insomma, abbiamo ragionato poi sull'illuminazione pubblica, abbiamo informati che è addirittura d'arrivo il piano che ci consentirà di sostituire metà degli impianti. Su questi nuovi impianti sarà possibile anche avere collegamenti con le telecamere, perché saranno impianti intelligenti, e li vedremo nel giro di 2 anni. Significa metà dell'illuminazione pubblica della città destinata a cambiare con illuminazione a LED. C'è necessità, e questo condivido molto anche i suggerimenti fatti dal Presidente della Camera di Commercio Ziglio, dall'ASCO, dalla Confesercenti, che anche i negozi, le attività siano dotati di anche autonomi strumenti di sicurezza collegati con le forze dell'ordine. Oggi l'80% non lo è, e quindi diventa un passaggio importante. Bisogna che la Regione intervenga anche eventualmente con dei contributi, perché a situazioni nuove vanno date risposte ovviamente nuove. La cosa importante è che c'è una grande consapevolezza che dobbiamo fare assieme. Questo, il fatto che tutte le categorie economiche, dagli industriali agli artigiani, ai rappresentanti delle attività commerciali, condividano questo approccio, io credo sia davvero un passaggio importante.